God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. L'aria qui è surreale, ognuno di noi esprime il dolore in maniera diversa, ma questo lunedì di settembre per tutta la famiglia di TVA resterà per sempre come uno dei giorni di lavoro più duri di tutta la storia della nostra emittente. Ma andiamo in onda, scriviamo i pezzi perché così lui avrebbe voluto. Calogero Trupìa, Lillo per tutti noi, ieri se n'è andato improvvisamente e soprattutto se n'è andato immaturamente. È difficile ricordare Lillo al passato. Oggi la sua postazione è vuota, come il vuoto incolmabile che lascia in noi tutti, ma lo ricordiamo e lo sentiamo ancora qui, con noi, seduto lì al suo posto di lavoro, intento a montare servizi. Oggi, come consuetudine, avrebbe dedicato la mattinata a montare i servizi sportivi di Gaetano sul weekend calcistico appena trascorso. Lo faceva con passione, o comunque a risolvere ogni problema tecnico della televisione, dal cavo del microfono che faceva falso contatto alla messa a fuoco delle telecamere del TG che fino ad un secondo prima della sigla veniva a riposizionare perché amava la televisione, amava TVA. Aveva un carattere buono, a tratti spigoloso. Si arrabbiava quando era il caso di arrabbiarsi, a mandare a quel paese giustamente noi giornalisti che magari lo sollecitavamo ad accelerare i tempi. Lui, amante della perfezione. Grandi risate ci facevamo messi in regia nei momenti di pausa insieme ai colleghi, quando lo chiamavamo Lillo Trupìa, il re della regia, e re lo era davvero di quella sala che conosceva a fondo. Indimenticabili battibecchi con Anna Rita, che culminavano sempre in un abbraccio, gli esatto, che sempre pronunciavamo insieme, quasi come un coro all'ingresso della nostra collega. Insomma, una persona eccezionale, un grandissimo lavoratore, sempre disponibile, sempre pronto ad aiutare gli altri. Un amico con la A maiuscola. Calogerino è la memoria storica di Televideo Agrigento, il decano, il più anziano in servizio tra tutti noi. Lui l'ha vista nascere, ma l'ha letteralmente costruita pezzo dopo pezzo, sin dai primi anni '80, quando TVA aveva gli studi all'Hotel De Pini, per poi trasferirsi qui al villaggio Peruzzo. Lui, Lillo, ha vissuto tutti questi momenti, è la storia della nostra emittente. Un destino crudele ieri ha strappato Calogerino a noi colleghi, ma soprattutto alla sua amata, amatissima famiglia, l'adorata moglie Marcella, il figlio Michele, il papà, i fratelli ed i parenti tutti. In questo triste e doloroso momento tutti noi ricordiamo Calogerino uno ad uno. Arturo Cantella, Piero Licausi, Gerlando Butera, Margherita Trupiano, Angelo Infantino, Davide Sclafani, Totò Piazza, Pippo Sicurelli, Marco Michalizio, Enzo Gagliardo, Gaetano Ravanà, Claudio Spoto, Adriana Licausi, Anna Rita Di Leo, Giovanni Siracusa, Giovanni Trupiano, chi vi parla, Cristian Lozzito, Angelo Naviglio, Enzo Di Natali, Giusy Schillaci, Elisa Cusumano, Carmelo Lentini, Lucio Miceli, Gaspare Agnello, Giusy Carreca. E ancora Giuseppe Moscato, Enzo Nocera, Giuseppe Salvatore Barresi e tutti gli altri che in questi oltre 30 anni di storia di Televideo Agrigento hanno conosciuto ed apprezzato il nostro Calogerino. E crediamo che anche i colleghi di tutte le altre emittenti agrigentine, organi di informazioni, siti online in questo momento si uniscono a noi nel ricordo di Calogerino. Ci manchi. Ciao Lì.